Tante stagioni nelle quali abbiamo avuto il piacere di conoscere la cazzimma di questo giocatore, perché? Perché Alessandro Zanelli, sia con Brindisi che con altre società con le quali ha militato, ha mostrato sul parquet come si gioca al basket con il cuore. Ma sicuramente questa è una caratteristica mia che ci tengo molto, anche prima insomma in conferenza stampa è stato un po' detto sull'aspetto emotivo che contraddistingueva il coach anche in campo, perché oltre ad essere un ottimo giocatore proprio a livello tecnico, anche a livello caratteriale, no? E quindi per me è una cosa fondamentale. Magari tante volte uno può avere dei limiti a livello tecnico, ma poi se riesce a dare qualcosa in più a livello emotivo poi si vede in campo, e quindi spero, anzi sono sicuro che quest'anno lo farò a maggior ragione in una società come Sassari, in un palazzetto caldo, quindi non vedo l'ora di entrare nell'atmosfera, perché da avversario era difficile e quindi non vedo l'ora invece di averli dalla mia parte. Ecco. Tu lo sai che essendo l'anziano, tra virgolette, del gruppo degli italiani dovrai tenere a bada Sec, Enrico, insomma tanti altri giovanotti, c'è tanto da fare. Sì, però sono ragazzi veramente con una gran voglia di lavorare, hanno una grandissima umiltà, che questo non è scontato, perché l'umiltà secondo me è un valore importantissimo nello sport e nella vita, e quindi sono lì pronti ad ascoltare, a fare domande, insomma, quindi sono curiosi di apprendere. Per me è bello poter dare qualcosa a loro, e sarà secondo me anche questo un aspetto un po' nuovo, perché magari per la prima volta sono veramente tra i più anziani, però anche questo sarà motivo di stimolo, ecco, per la stagione. Con Andrea Mezzanotte, uno dei volti nuovi di questa Dinamo 2025-2026. Sei arrivato da avversario tante volte, abbiamo avuto modo già di apprezzare le tue qualità, poi diciamo che hai in conferenza stampa toccato un nervo di quelli importanti, no? Un Bengius che ti auguriamo davvero, peraltro gli assomigli anche fisicamente. Fisicamente. Vabbè. Vediamo di mettere in campo qualcosa che puoi aver rubato a quel grande giocatore. No, sicuramente, come ho detto prima in conferenza, Benzo è stato un giocatore difficilissimo da marcare, perché c'era tanto su di lui, tanti giochi offensivi, magari qualche blocco, qualche uscita, qualcosa che lo ricordava forse più che un lungo, un esterno. È una cosa che si avvicina, magari se possiamo così dire, al mio gioco, è una cosa che quando guardavo anche i suoi video, le sue partite anche da avversario, cercavo insomma di assimilare un pochettino, perché ripeto, essendo simile al mio gioco, è una cosa che cercavo di guardare e migliorare per il mio bagaglio tecnico. Andrea, cosa ti aspetti da questa stagione? Perché questa è una piazza che paradossalmente coccola molto i suoi giocatori, non ci sono pressioni, però le attese sono quelle. Assolutamente sì, il mio obiettivo ho sempre messo davanti la squadra, quindi riportare entusiasmo al palazzetto, vincere più partite possibili e affrontare sia la Coppa che il campionato, soprattutto con grande entusiasmo e essere carichi, soprattutto, che è la cosa principale, e sono sicuro che se la squadra va bene riuscirò anch'io a dare il mio contributo, cercherò di dare ovviamente il massimo per aiutare i miei compagni alla vittoria.